Buongiorno da Leandro Maggi, lo vivo in diretta, siamo a Taglio di Po per questa straordinaria idea del comitato che ci spiegheranno appunto gli amici Isabella, Luigi e Margaret della strada fiorita. Cos'è questa idea, Luigi? Ma l'idea della strada fiorita è nata dal desiderio, così che avviene in tantissimi altri luoghi della nostra Italia, di rendere un attimo così le nostre balconi, ce ne sono tantissimi vuoti, eccetera, di dargli un senso, e quindi abbiamo iniziato una tradizione che vorremmo continuare poi nel tempo, perché si può estendere ad altre vie del paese, dalla piazza alla via Roma ad altre vie, insomma. Quindi noi l'anno prossimo riprenderemo a portare avanti questo tentativo che per quest'anno, voglio dire, ha ottenuto il risultato che vedete dalle foto che vi presentiamo, insomma. Questo è il... Ecco, stanno scorrendo appunto le foto di questo tentativo di abbellire il paese, è un paese che fondamentalmente ama il bello, la città della musica, eccetera. Dicevate voi appunto, più si vive nel bello, meglio si sta, o, no, o sbaglio? Decisamente sì. Quindi Luigi, solo per questa via o hai un'idea da esportare in tutte le vie del paese? No, appunto è un tentativo, è un esempio che può essere ripetuto in altre vie del paese, cioè creare una sensibilizzazione come avviene, voglio dire, in tantissimi altri luoghi. Quando andiamo in vacanza li vediamo sti luoghi, no? Qui da noi questa tradizione non c'è, credo che se si può minimamente instaurare è una buona cosa, tutto qua, cioè non è una cosa, voglio dire, di una grandissima importanza, ma anche questo, voglio dire, importa nell'ambito delle attività che il comitato proseguirà anche in altri ambiti, insomma. Ecco, parliamo di questo comitato, cos'è, come si chiama, da dove nasce, quanti siete? Beh, il comitato si chiama Miglioramento Continuo, perché noi crediamo fermamente che le cose si possano sempre migliorare. Un altro esempio, voglio dire, che è corrispondente alla via fiorita che appunto di cui stiamo parlando, sono le scalinate che Isabella, i volontari, eccetera, hanno ottenuto, perché sono scalinate pulite che rispetto a come erano prima, così dimostrano come le cose appunto possono migliorare, insomma. Allora, io in un giro che ho fatto all'estero mi dicevano: voi avete la fortuna in Italia di vivere in un museo a cielo aperto. Se possiamo aggiungerci in un museo a cielo aperto ma anche fiorito, è anche merito vostro. Ci vuole però la partecipazione dei cittadini ed è stato anche questo lo scopo del comitato, far partecipare i cittadini attivamente a questo progetto. Noi abbiamo semplicemente cercato di stimolare, di sensibilizzare la gente e abbiamo visto che insieme, che facendo insieme, si producono degli ottimi risultati.